18 novembre, San Goffredo Vescovo. È il 312° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 53 al termine. Il sole sorge alle 6:59, tramonta alle 16:49. La luna sorge alle 11:26, tramonta alle 19:39. Il Senato ordina la distruzione di tutte le fornaci vetrarie esistenti a Venezia, decretando che da lì in avanti siano costruite fuori della città e dell'Episcopato di Rivo Alto. In seguito a tale provvedimento, adottato per ragioni di sicurezza e di sanità pubblica, le fornaci verranno concentrandosi nel tempo a Murano. Le previsioni per domani: cielo sereno o poco nuvoloso con visibilità ottima, eccetto possibili foschie fino all'alba sulla pianura occidentale. Temperature prevalentemente in diminuzione nei valori minimi e in aumento in quelli massimi. Venti da nord-est moderati, a tratti tesi in prossimità della costa. Mira, 11° comune veneto per numero di abitanti, sorge a ovest del comune di Venezia, con il quale condivide la frazione di Malcontenta. A sud-est si estendono le Barene, affacciate alla laguna di Venezia, un ambiente costituito da un insieme di isolotti collegati da canali, le quali costituiscono 1/3 della superficie del comune. Il territorio comunale è solcato da numerosi corsi d'acqua, oltre al naviglio sia naturali che artificiali. L'area urbana appartiene alla riviera del Brenta, che si estende lungo il naviglio del Brenta, sul quale si affacciano le ville che i veneziani edificarono tra il 500 e il 700. L'Istituto regionale Ville Venete censisce 92 edifici di pregio, tra ville, spesso con piccoli palazzi, barchesse isolate, costruiti tra il XV e il XIX secolo nel territorio di Mira e per lo più allineati lungo il fiume. Famose in particolare la Villa Palladiana La Malcontenta nell'omonima frazione e Villa Widman Foscari.